Susegana, Roma, Bruxelles. È in questo triangolo che si gioca la partita Electrolux. Lunedì alle 19:30 si terrà il Consiglio Comunale straordinario e congiunto con Conegliano e Santa Lucia di Piave, aperto ai rappresentanti delle istituzioni e soprattutto ai lavoratori. E per l'occasione i dipendenti saranno di nuovo in sciopero, con partenza alle 18 dallo stabilimento e corteo lungo la Pontebana. Addosso la maglietta aziendale, in mano torce luminose, destinazione la sala conferenze del Centro di Ricerca per la Viticoltura di Via Casoni. La filosofia è quella di salvaguardare anche l'ultimo posto di lavoro nel nostro Veneto, nella Marca Trevigiana, in un contesto economico nel quale mancano 170.000 posti di lavoro che corrispondono a altrettanti disoccupati. Proprio il governatore del Veneto, Luca Zaia, martedì alle 11 sarà al Ministero dello Sviluppo Economico con i colleghi Deborah Serracchiani del Friuli Venezia Giulia, Vasco Errani dell'Emilia Romagna e Roberto Maroni della Lombardia, le 4 regioni coinvolte nel piano che complessivamente prevede 2.000 esuberi e la delocalizzazione nell'Europa dell'Est. E al cuore dell'UE punta la nuova iniziativa nordestina e bipartisan dei senatori Maurizio Sacconi del PDL e Lodovico Sonego del PD, dopo la lettera ai vertici della multinazionale, un'altra missiva diretta in questo caso alla Commissione europea. All'interno dell'Unione Europea i paesi di più recente adesione spesso sono portatori di una concorrenza che ha caratteristiche anche potremmo definire sleali, improprie. Una strategia a tenaglia dunque articolata su chiave locale, nazionale ed europea con l'obiettivo di scongiurare la scomparsa dell'industria italiana dell'elettrodomestico.